Diciamo, in base ai termini dell'accordo, GM, General Motors, acquisterà il 7% della casa francese, diventando in questo modo secondo azionista del gruppo dopo la famiglia Peugeot. Per il momento i termini dell'accordo prevedono di condividere le piattaforme produttive per costruire quei modelli che altrimenti sarebbe troppo difficile e costoso costruire da soli, e inoltre di fare anche un blocco unico per gli acquisti in grado di comprare macchinari e componentistica per circa 125 miliardi di dollari l'anno. Di questi un centinaio saranno a carico degli americani. Le sinergie tra le due aziende, secondo le intenzioni, dovrebbero portare a risparmi per 2 miliardi di dollari entro 5 anni. General Motors, tra l'altro, conta di utilizzare i canali distributivi dei francesi per avere una maggiore presenza in Europa e magari riuscire a sfondare anche in Russia. Dunque, alla luce di questo accordo, qual è la vostra valutazione sul titolo General Motors? Diciamo che perché questa alleanza funzioni ci vuole sostanzialmente un forte cambio di mentalità da parte di tutte e due le aziende. General Motors è famosa per non aver mai accettato i suggerimenti che sono arrivati dall'esterno per quanto riguarda la sua strategia. Peugeot, d'altra